Nessuno ci difende, nessuno ci tutela, né di giorno né di notte. In poche parole, la sintesi della questione più pesante, quella della sicurezza, nel senso della mancanza di sicurezza. Perché sono diversi gli indicatori presi in considerazione dagli esperti del Sole 24 Ore che ogni anno analizzano la qualità della vita nelle province italiane. Tenore di vita, lavoro, ambiente e salute, tempo libero, ma è alla voce ordine pubblico che si avverte la più profonda preoccupazione della popolazione. Ed è proprio questo l'elemento che condanna, insieme al crollo dei consumi e all'irrisolto problema casa, la provincia di Venezia a sprofondare di 20 posizioni nella classifica nazionale. In Veneto risulta penultima, soltanto prima di Rovigo. Un tema, quello della microcriminalità diffusa, che trova eco immediata sulle strade. Vediamo quello che succede, di gente che ti strappa la collana, ti malmena, entra nelle case, tutto uno in continuazione. Ci sono ladri tutti i giorni, si vive blindati. Confermano una latitanza dello Stato. Sia che si parli di giustizia, sia che si parli di sicurezza, parliamo di uno Stato assente, di forze dell'ordine impoverite di risorse, di mezzi e di personale, e questo la popolazione, le nostre comunità ne risentono parecchio. E poi crollano i consumi in un tessuto sociale lacerato dalla disoccupazione. Io sono 2 anni che sono senza lavoro, ho cercato lavoro dappertutto. Difficile trovare, cercare lavoro, ma ancora Ci provi? Sì, provi. Sono fortunati i giovani che hanno mamma e papà. Se no non ce la fanno. Secondo me no. Ambiente e infrastrutture sono invece voci in crescita qualitativa per Venezia, che il suo futuro migliore lo vede in chiave metropolitana. La città metropolitana, al di là della sorte della provincia, deve comunque svilupparsi nell'integrazione dei servizi. È l'unione che fa la forza nella crisi, non è la frantumazione, non è il restare isolati.